Vogliamo vedere Gesù, pane spezzato per tutti. Questo è il tema conduttore delle 5 serate in cui i giovani della diocesi di Treviso hanno incontrato il vescovo Monsignor Gardin nella prima parte dell'itinerario di spiritualità. Un appuntamento che i ragazzi ormai segnano per tempo sull'agenda, occasione da non perdere per approfondire il rapporto con il Signore e con la propria spiritualità. Non rassegnarsi al rischio dell'individualismo e cercare insieme le strade che portano a Dio, porsi degli interrogativi insieme agli altri, demolire le proprie certezze e scavare nel profondo del cuore. Luciano e Suor Gina, anche in questo caso, sono stati guida in un percorso a volte in salita, ma che dona grandi soddisfazioni. Ragazzi che hanno buttato sulla terra buona i loro semi, simbolo di disponibilità a crescere e a dare frutto. Preghiera, meditazione, silenzio, elementi chiavi di 5 serate alle quali il Vescovo ha voluto partecipare personalmente e che lo hanno positivamente colpito. Io ho avuto la percezione di una partecipazione molto viva, molto intensa, erano incontri abbastanza prolungati, alla fine c'era un tempo di adorazione dell'Eucaristia, anche quello molto prolungato, con un silenzio davvero che mi ha colpito, ecco, quindi già il numero faceva impressione, ma credo che anche la partecipazione che dava tutta l'impressione di essere sentita, autentica, insomma. Monsignor Gardin ha sottolineato quindi la grande partecipazione e anche il silenzio profondo e rispettoso che ha notato tra i giovani. 2500 ragazzi e Don Massimo hanno incontrato il Vescovo nella prima parte, nella prima fase di questo percorso. Com'è andata? Certo, sono stati 5 incontri, uno di seguito all'altro, in 5 serate in giro per la diocesi e davvero tanti giovani, intenso il momento della preghiera, ma anche interessante per loro cogliere come la fede ha una dimensione missionaria. Ecco, la collaborazione con il centro missionario diocesano è stato fruttuoso proprio per questo e le due figure presentate, Suor Gina e Luciano Bottan, hanno aiutato a cogliere come l'incontro con Gesù non è mai solitario e intimo, ma chiede di essere poi vissuto nel mondo, nella città, con gli altri amici, lì dove loro vivono, studiano, lavorano. E il prossimo incontro per i ragazzi sarà il 27 novembre, all'inizio dell'Avvento, con un altro incontro con il Vescovo. Questa volta sarà un incontro diocesano nella chiesa di San Nicolò, che è ormai un luogo abituale, familiare per i giovani della diocesi di Treviso. Lì ci raduneremo di fronte al Vescovo, alla parola di Gesù, all'Eucaristia, e il tema sarà questa volta invece la speranza. Gesù come speranza, come compimento della speranza dei giovani, luce del loro futuro, del nostro futuro. Ci sarà anche una sorpresa, molto probabilmente avremo dei giovani spagnoli di Saragozza che verranno a darci un saluto e anche un invito per la prossima GMG. La Giornata Mondiale della Gioventù è stata presentata e lanciata per la prima volta ai giovani di Treviso proprio in queste prime veglie di ottobre, saranno aperte le iscrizioni a novembre e poi pian piano continueremo la preparazione verso Madrid, verso Saragozza.